Vedi che bello Nicholson. Ah, c'è qualcuno, Scusate l'intrusione, No, so no. so che state lavorando, come va? Sì, sì, io sono proprietario qua, salve. Salve. Siete turisti? No, io no, sono della zona, però la mia amica Anna sì. Io devo girare un documentario qui, allora sto vedendo un po' di posti. È molto bello qua, c'è molta pace, no? Sì, sì, tranne a fine luglio quando ci sono i festeggiamenti appunto in onore di Sua Madonna de Site o di Ghetria, che significa appunto Via della Luce. E questo santuario è stato edificato così come lo vedete ai primi del Novecento, su una base di un rudere del santuario del Seicento. E tutto intorno che vedete sono le cosiddette cumbessias, che offrono appunto alloggio ai novenanti nel periodo della festa. Ah, mi piacerebbe Sì. vedere la festa. Sì, vabbè. quello. Oltre ai festeggiamenti devoziani e il periodo della festa, qui si possono degustare appunto dei piatti tipici. Allora dobbiamo tornare per forza. Eh sì. A mangiare. Sì, venite, molto Vabbè, volentieri. magari ci Anzi, sentiamo nel sì, periodo. sì, vi lascio il mio numero di telefono così quando tornate mi molto chiamate Va e stiamo un bene. po' assieme. È stato molto gentile. Arrivederci. Arrivederci, Salve. grazie. Salve, buon Giro. proseguimento. Buon lavoro, ci facciamo Sì. una passeggiata. Prego, prego, Grazie. fate pure. E questa è Saverdalonga, un menhir. Cosa vuol dire venire? Beh, menhir è una roccia di grandi dimensioni, con una forma allungata, come vedi, eretta su un terreno. Normalmente veniva eretta per segnalare qualcosa, che poteva essere ad esempio delimitare un terreno oppure una zona funeraria. E sono molto presenti in Sardegna. Vedi, questo, come lo vedi, è una roccia, diciamo, semplice, senza incisioni, ma ce ne sono delle altre con forme particolari. Normalmente sono disegni antropomorfi che rappresentano l'uomo e la donna, insomma. Ce ne sono parecchi, sono tutti nella zona interna del Nuorese, Gavoi, Mamoiada, Fonni. E questo è un esempio importante, fanno parte del Neolitico, quindi 3500 avanti Cristo, quindi abbastanza antiche. E devo dire che qui nel santuario sicuramente c'erano altre testimonianze, come ad esempio altri menhir che venivano disposti in filari, in sequenza, ma adesso non ci sono più, probabilmente proprio per la presenza del santuario. Bello, vero? Senti, qui in zona ci sono altre cose da vedere, ci facciamo una passeggiata? Sì? Così facciamo qualche altra foto. Sì, certo.